Dialogo aperto tra il Premier e i governatori delle regioni italiane e l'apertura è segnata dalla linea del Veneto. Non c'è spazio per una mediazione, bisogna tagliare 4 miliardi, ha esordito Renzi, ma di fatto si è respirata un'atmosfera più morbida rispetto ai venti di guerra spirati i giorni scorsi. L'impianto della legge di stabilità dunque è già approntato. Bene, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, ma vanno garantiti i costi standard, con trasparenza totale di tutte le spese online per le regioni ma anche per il governo. Onestamente il problema non è trovare i 4 miliardi, è a chi farli tagliare per questi 4 miliardi. E questa non è una guerra tra poveri, è che il percorso di virtuosità non può prescindere dai costi standard, per le regioni e anche per il governo. Renzi ha garantito che lo farà entro fine anno, ne prendiamo atto. E si distingua tra regioni virtuose e sprecone. Questo può essere un ostacolo da superare. Io direi che il motivo è uno solo, che ci sono delle realtà non virtuose che sanno benissimo che nel momento in cui si obbliga l'applicazione dei costi standard e si dichiara fallimento. Le regioni insieme prepareranno entro pochi giorni un documento per evitare i tagli lineari, una mannaia che rischierebbe di travolgere indiscriminatamente anche le realtà d'eccellenza, come quelle venete, la sanità veneta ad esempio, benchmark, ovvero modello di riferimento a livello nazionale, quella non si tocca. No, io non intendo proprio toccare la sanità. Zaia ha anche chiesto poteri commissariali per i governatori, quelli che darebbero la possibilità di gestire in autonomia le emergenze, come il dissesto idrogeologico, ma anche l'alienazione del patrimonio o le società partecipate. Il punto di convergenza per ora è stato quello che Renzi ha definito il lodo Chiamparino, ovvero una proposta che in una settimana punti ad un lavoro congiunto per una manovra sostenibile. Penso che i tempi siano tempi di qualche giorno, cioè non penso che ci siano questioni che si possono trascinare tanto. C'è emergenza e l'emergenza va affrontata con velocità.